Volare alla Veneta è la cosa più bella del mondo. Il gondola è una barca difficile e non è una barca per tutti. Dopo così che resta sempre a mezza tacca è quello che resta, quello che diventa un campione, anche perché a gondola si fa anche regata a un remo, cioè classica regata di Murano. Ed eccoci sul campo di gara dell'edizione 2000 con il celeste di Super Deste e l'arancio di Rudy Vignotto favoriti. Deste chiede acqua libera. A metà della cavata il celeste di Giampaolo ha un paio di metri di vantaggio su Rudy. La virata del Paeto, o meglio della boa, è un momento spettacolare. Deste riesce a passare per primo e a lasciare la compagnia. Siamo alle ultime battute. Deste è solo nel Canal Grande e va a vincere per l'8ª volta la regata di Murano, considerata il Grand Prix della Voga alla Veneta, essendo l'unica che vede i campioni correre singolarmente, mentre il rivale Rudy Vignotto impreca sulla mala sorte. Qual è lo spirito di una regata? È il spirito della regata da combattere che 9 persone ha ad arrivare primi, da arrivare. C'è una bandiera che dopo in ultima dei soldi non ha niente, però è soddisfazione di arrivare. Se non si arriva dopo dei 4 si dice si arriva a voto, perché non si arriva in bandiera, non c'è questo premio. Nelle regate c'è una grande competizione? Certo che è una grossa competizione, è proprio da morire. Ed ecco i nostri due supercampioni remare fianco a fianco durante il Palio Remiero di Treporti. La regata più importante è quella storica che si disputa la prima domenica di settembre. Viene preceduta da un fastoso corteo acqueo in onore di Caterina Cornaro, regina di Cipro, che nel 1489 fece dono del suo regno alla Serenissima. Molto sentita è la gara delle donne, che qui vediamo in partenza su mascarete a 2 remi davanti ai giardini napoleonici. La lotta in tutte le posizioni è serrata. L'arancio di Romina Ardit e Anna Mao, secondo i pronostici, è nettamente in testa e ha già da tempo girato il Paeto, seguito dal viola di Rogliani Schiavon. Le due giovani atlete del Lido continuano la loro marcia trionfale e vanno a raccogliere sulla macchina delle autorità la loro 4ª bandiera rossa. E arriva il momento più atteso, la gara dei campioni. Il sorteggio dei numeri d'acqua è importante perché la corrente può giocare brutti scherzi. Più belle delle lame. Dei rossi fra 7, 8, 3, l'ultimo 5. Ah no. 5. Canarin numero 6, viola numero 7, verde numero 8, rosso numero 9. È iniziata l'ultima regata del secondo millennio. Il cielo si è annuvolato e cade qualche goccia di pioggia. Nella cavata i campioni si impegnano al massimo in modo da arrivare per primi all'inizio del Canal Grande. Da lì in poi sarà molto più difficile superare gli avversari.
come da copione i due Vignotto e l'equipaggio composto da Bruno Dei Rossi Strigheta e Giampaolo Deste sono i primi attori. Sono seguiti dal verde di Redolfi Prevedello e dal rosso di Zane Seno. Alla macchina Deste è in leggero vantaggio. Vediamo i gondolini vicinissimi che si sfiorano con i remi. Prima di Rialto, il momento decisivo della gara. I Vignotto, fra gli applausi della folla, allungano il passo e staccano il giallo. Subito dietro, serratissima la lotta per le altre due delle 4 bandiere messe in palio. Attento direttore Remo Rosso, sta attento. Il primo gondolino a girare intorno al Paeto è il celeste dei Vignotto. A Rialto le posizioni sono chiaramente definite e ai cugini dell'isola di Sant'Erasmo, l'orto di Venezia, non rimane che volare verso la macchina incitati dai numerosi tifosi imbarcati sui topi. I Vignotto vanno così ad aggiudicarsi la loro quinta bandiera rossa della regata storica. Il Canarin di Bruno Dei Rossi e Giampaolo Deste. Remo. Intervistiamo il campione Luigi Seno, detto Bota. Qual è il segreto per vincere la regata? Forza che tanta. Forza. È un po' di tiglia in sanca. Tanto sacrificio e tanta fatica. Non si deve fare le sfide tra io e lei che siamo sulla stessa barca. Lì bisogna lottare tutti e due assieme contro gli altri. E saper soffrire più degli altri e convinci se stessi che non si è mai stanchi, ma bensì l'avversario che si è stanco. E allora si può portare in porto la regata. La regata lagunare più giovane è il Palio Remiero di Treporti Cavallino, corso per la prima volta nel 2000. I campioni la disputano su gondole a 2 remi. La rivalità fra i Vignotto e l'equipaggio di Super Deste e Strigheta gioca un brutto scherzo che toglierà alle 2 gondole la possibilità della vittoria. Il tifo, come si può vedere, è notevole. Si calcola che la gara sia stata seguita da terra e dall'acqua da migliaia di persone. I remi del celeste e del rosa sfiorano le barche. La vittoria andrà al rosso di Ivo Redolfi Tezzat e Davide Prevedello, davanti al verde di Franco Dei Rossi e Graziano Seno. Il Mototopo trasporta la mascareta alla regata che si corre più a sud nella laguna, quella di Pellestrina. In questa gara i campioni si sfidano a bordo di pupparini a 2 remi. Rudy e Igor Vignotto, sul marron, sono gli uomini da battere. I pronostici confermano la superiorità dei 2 cugini di Sant'Erasmo, isola di 700 abitanti di cui almeno la metà hanno la passione per la voga. Una maniera diversa per vogare alla Veneta è la valesana, che utilizza 2 remi e quindi non deve compensare come nella voga tradizionale. Interessante è l'uso turistico-culturale della voga alla Veneta.
Si possono raggiungere infatti le isole come quella di Murano, nella quale continuano ad esprimersi i maestri del vetro artistico che tutto il mondo ci invidia. Qualche miglio di vogata e si raggiunge Burano, l'isola dalle antiche case colorate e nella quale sopravvive l'arte del merletto. La tradizione remiera dell'isola si esprime anche in notturna. Qui nelle immagini durante il carnevale. La Vogalonga è il trionfo del remo. Dall'alto del campanile di San Giorgio si può apprezzare la spettacolarità di oltre 1000 barchi a remi al via. Per un giorno la Voga ridiventa la padrona della laguna. Sul canale di Cannareggio si esprime tutto il calore di quella festa popolare che la Vogalonga si è conquistata nel cuore dei veneziani. Vogare alla Veneta è la cosa più bella del mondo.